Sto già ridendo, ragazzi, ciao, perché mi ha fatto uno scherzone il nostro ospite. Prima, 2 o 3 secondi fa, che eravamo qua a fare le prove tecniche, non si era conciato come in questo momento. Dice, vogliamo sapere anche noi. Va bene, dai, banda alle ciance, sigla e a tra poco. C'è vertigo e ti giuro non capisco più niente. Sai che ti dico, metto il TV7. Mitico Schincaglia fa un programma che spacca il piazzo in divano. Ciao amici! E noi su TV7 Vertigo. Bomba! Vertigo! Impegnato su YouPorn. Let's go! Eccoci qui, ragazzi. Sto già ridendo. Bene, dai, io tengo sempre dita incrociate per quanto riguarda Skype, ma comunque bentornati all'appuntamento secondo me del secolo, quindi Vertigo, la più amata dalla rete e anche dalla televisione, perché ricordo che noi poi andiamo anche in replica televisiva alle 23:30 su TV7 News, canale 87 della grande famiglia del gruppo editoriale TV7. Dice, ma da noi si vede? Vai nel nostro sito gruppotv7.com e trovi tutti i vari LCN, cioè la sintonia regione per regione. E comunque non ti preoccupare, perché questa puntata rimane sempre in YouTube. Ragazzi, con noi oggi è difficile, ma ce la posso fare. Fecciati De Cane, eccolo che arriva, grandissimo. E là! Salve a tutti ragazzi! Ma non siamo a Natale, no? No, decisamente no. Scusate, allora sono io. Ma mi fai partire già ghignando, perché io, sapete, guardo di qua, faccio partire la live, inizio a smanacciare per quanto riguarda tutti i computer, mi giro con la coda dell'occhio, vedo che lui si è piazzato la barbazza, cosa che poc'anzi non aveva. Puoi toglierti anche questa di barba se vuoi, Questa non lo so. Scusami, pensavo fosse anche questo un trucco cinematografico. Siamo troppo spiritosi noi. Senti, io parto subito dalla prima domanda che Marzullo ti avrebbe fatto. Io ho ancora pezzi di barba in bocca. Ma quella è la figata di mettersi quella barba lì, che poi per tutto il tempo rimani così. Vediamo non tutta la durata dell'intervista. Allora, senti Francesco, ma come cavolo ti è venuto in mente Fecciati De Cane? Allora, questa è una domanda veramente che avrà una risposta storica. Fecciati De Cane praticamente De Cane. nasce un giorno con qualche membro della mia famiglia, soprattutto con mia sorella, avevamo qualche discussione e lì per lì non sapevo cosa dire, ed era un periodo dove mi ero fissato con la parola cane e la infilavo ovunque. Quando non sapevo cosa dire, allora ci mettevo cane in mezzo, tipo cosa fai? Niente, mi annoio come un cane. Allora c'era sempre così, la parola cane in mezzo, a casaccio. E a un certo punto fecciati, voce del verbo feccia, cioè cacca, ha usato fecciati il cane come per dire ma va a quel paese, e quindi te la sei inventata e te la sei tenuto, tipo un po' alla Bart, che ne so, ciucciati il calzino, tu ti sei inventata sta cosa. Ok, esatto, senti Francesco, salutiamo subito la chat che è già bella attivissima, quindi devo salutare. Vediamo un attimo, sono partiti alla grande. Mr. Slug, assolutamente da vedere, dopodiché House of Lord, vai Feccia, ti saluta, poi Gaming Review, vai Fra, poi insomma ci sono un sacco di altri messaggi, sempre loro, c'è il nostro Samu Milan con ci sei Emi? Sì, ci sono, ok, avevo fatto un mix strano. Poi il Gunner Games dice ma quando inizia? Non ancora ci siamo, insomma erano lì in attesa. Complimenti per il programma, Mr. Slug, grazie a voi per averci scelto oggi come inizio pomeriggio, e poi ci sono tutte le varie altre live. E ragazzi, adesso partite subito con c'è anche Nicolais. Andate con le domandazze, aiutatemi proprio a metterlo in difficoltà con domandazze varie. Io devo salutare perché ci stavamo che vi conosco. Ci stavamo parlando prima di questo amico, insomma, in Sardegna, ne ho vari, ne ho tanti, però voglio salutare Davide Spanu,
che ho scoperto essere di Oristano, quindi non c'entra niente con Cagliari. Ok, quindi io non lo conosco. Non lo puoi conoscere, a meno che tu sia andato a bazzicare anche in quel di Oristano. Va bene, ciao Davidazzo, un saluto affettuoso dal tuo fratello. Noi siamo a Manhattan, quindi da tuo fratello adesso mi viene a dire americano. E qui arriva il momento che più amo, tu lo sai, giusto? Qual è? È il momento? Ci sei? Ti sei distratto? Cosa stai facendo? Chi c'è lì con te che ti distrae? No, niente, stavo guardando, c'è questo cavolo di luce che intanto spara flash. Non ti preoccupare, è tutto a posto. Qual è, ti chiedo di nuovo, il mio momento preferito? Il momento? Inizia con la G, Geo? Ah, certo, il momento geografico, non può mancare questo. Allora, abbiamo già anticipato che tu ci telefono, ci chiami da Cagliari, giusto? Sì, da Cagliari, sì. Ok, e allora andiamo subito a presentare ufficialmente, ragazzi, eccolo qui, il sindaco di Cagliari che si chiama Massimo Zedda, penso sia il più giovane che io abbia mai visto tra i sindaci in Italia, grandissimo Massimo Zedda, lo salutiamo con affetto, poi tu se lo pizzichi in giro, salutalo da parte di Vertigo, Sarà fatto e sarà sicuramente piacere una cosa del genere. Ma ragazzi, andiamo a rifarci gli occhi con la bellezza di Cagliari. Descrivici un po' qui, che cos'è? Qui parte con stalking Cagliari. Vabbè, voi dimenticate la parola stalking, ma qui è Cagliari, giusto? Io purtroppo non riesce a vedere perché lui è collegato con uno smartphone. Comunque sì, vi posso assicurare che queste sono le immagini della splendida, ad esempio in questo momento, spiaggia di Cagliari. Qui potete vedere anche dall'alto una veduta del mare, pazzesco, veramente bella, bella, bella. E sì. Noi poi ci ricordiamo della Sardegna soltanto quando veniamo a rompervi le scatole, giusto durante l'estate, ma voglio abbracciare tutta la Sardegna perché purtroppo ricordiamoci i problemi che sono stati causati dal maltempo alla grande popolazione della Sardegna che si rimbocca come ogni volta le maniche e riparte da capo per il maltempo e per tutte le altre problematiche di un'isola che comunque è splendida. Viva la Sardegna, e mica solo per il turismo, sì. Perché siete dei grandi. Allora, senti, come nasce la tua avventura mentre attendo le varie domandazze? Aspetta, perché chiedono a me come ti è venuta in mente l'idea del format. Vabbè, ci è venuta in mente in brainstorming con il mio autore, abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa di nuovo, dobbiamo dare voce a tutti gli youtuber emergenti e non solo italiani, non c'è in giro niente di questo tipo, partiamo e un'estate fa siamo partiti con questo format. Poi dice House of Lord, dice ti sei ispirato a qualche altro youtuber per fare i tuoi video, questa quindi è per te. Ok, allora vediamo, ho iniziato più o meno un anno fa, a luglio. Avevo già il canale dal 2009 e caricavo video di cover musicali e poi però ho cancellato tutto e ho iniziato con diciamo fare lo youtuber in quest'altro modo. Questo format è un format che già l'abbiamo visto tante volte, magari ricorda sicuramente quello di Will Wush, di Daniel Doesn't Matter, quindi sì, diciamo che è ispirato soprattutto al mio youtuber preferito che è Matteo Bruno, Cane Secco. Yes. Quindi sì, diciamo che inizialmente mi sono ispirato a lui come youtuber, poi piano piano, diciamo da marzo, ho iniziato a sviluppare più un format mio personale dove magari interagisco con le persone più come me stesso che come emulazione di qualche altro youtuber. Ok, sai, ci sono rimasto un po' male perché io da egocentrico, da illuso, pensavo che la domanda fosse per Vertigo come format, perché io invece come tecnicismo dico canale YouTube quando vi intervisto, e invece anche giusto format, quindi parlavano del tuo format, io pensavo gli piacesse anche Vertigo, vabbè dai, no problem. No, allora, senti, guarda che Nicolais... Sì? Nicolais dice oh salutami altrimenti non ti condivido più i video. Allora Nicolais lo salutiamo tantissimo, Nicolais che è un mio grandissimo amico
Diciamo che lui è stato una delle prime persone insieme a Slug e a Lord a credere, diciamo, nel mio canale. Nicolas mi ha anche aiutato qualche volta un po' a trovare il mio stile come youtuber, e quindi è un grandissimo youtuber, io lo consiglio a tutti, veramente, lo consiglio a tutti. Allora facciamo così, facciamo subito la pubblicità. Ragazzi, come si arriva a Vertigo? O ci sbattiamo noi a stanarvi, o altrimenti ci agevolate il compito lasciando il link del vostro canale proprio qui, TV7 Vertigo in Facebook. Se siete degli amici lasciate anche il vostro like, altrimenti siete gente brutta. Quindi lasciate il link e il vostro like, giusto? Bisogna fare così oggigiorno. Allora, Sì, senti, non mi piace. Mr. Slug dice, perché hai iniziato a fare i video su YouTube? La cosa divertente è che quando leggo poi parte l'altro messaggio e mi sfasa la lettura. Poi dicono, sei dislessico. Vabbè, grazie, provateci voi. Vai, rispondi. Nel frattempo è arrivato anche Blagon92. Ah, 92. sì, un altro grandissimo. Aspetta, allora, mi sono distratto per la storia del fatto che ti sia sfallata la domanda. Qual è la domanda? La domanda è quella di come, in pratica, te la rileggo, perché hai iniziato a fare i video su YouTube. Cioè, perché tu ok, allora. potevi seguire Cane Secco e lasciare sì. tutti noi tranquilli, invece no, hai detto anch'io. Invece sono arrivato su YouTube a rompervi le balle, e anche voi avete ragione, volete una cavolo di spiegazione. Ok, allora, perché è arrivata la feccia, proprio la feccia più putrida su YouTube? Allora, è arrivata perché io ho fatto un liceo artistico, sono diplomato in un liceo artistico, ho questa grandissima passione dell'arte e delle arti in generale, quindi soprattutto non solo della pittura ma anche del cinema. Infatti il mio più grande sogno è quello di diventare un regista, uno scenografo o comunque un attore Aspetta che sei un attimo bloccato Skype, che io adoro, vi amo ragazzi di Skype. Cosa dicevi? Regista, attore? e poi anche il comico sicuramente. Senti, ma quindi il T-Rex che campeggia alle tue spalle l'hai dipinto tu? No, allora, diciamo che in famiglia siamo tutti artisti, abbiamo fatto tutti il liceo artistico, anche mia zia è un'artista come mia nonna, e questo l'ha fatto mia zia, quindi diciamo che abbiamo opere d'arte di famiglia in giro per la casa, sì. Allora, io voglio salutare troppo la tua nonna, come si chiama? Si chiama Lucia. Ciao Lucia, grande. un bacione. Grandissimo, una famiglia di artisti che quindi non potevi esimerti da essere anche tu la continuità artistica della famiglia. Tu hai una camera piena di oggettini curiosi e strani, tra cui, sì, dello scaffale, poi. l'abajur di Toy Story, giusto? Non so se sia fermato lui o... Ok, vai, dimmi. Ci sono? Sì, ci sei. Sì, la Bajur di Toy Story, anche quello mi ha proprio segnato a vita, una cosa bellissima. Toy Story è stato, fa parte della mia infanzia, tanto che abbiamo anche lui, l'amico Grande, Fritz. yes. Ok, funziona ancora. Fighissimo. Sì. Cosa ne pensi del doppiaggio di Frizzi per quanto riguarda il personaggino? Io Toy Story l'ho guardato quando ero piccolino e tuttora continuo a guardarmelo, quindi intanto mi riguardo qualcosa, e io penso che lui nella parte di Woody sia perfetto, cioè ha proprio dato anima a questo personaggio. È stato bravo Frizzi, è vero, non sei il primo che lo dice. Frizzi, sei stato bravo, ti becchi un nostro like. È notevole, diciamo, sì. Sì, perché poi non penso che sia anche facile. E a me, No, sai chi manca un casino? Tonino Accolla, per non parlare vabbè, di Amendola, il papà Amendola, fantastici. Che doppiatori, che artisti che abbiamo avuto in Italia e abbiamo tuttora. Allora, senti, spariamoci subito uno dei tuoi video, perché qui mi parli di YouTube. Vai, raccontami un pochino. Com'è la tua visione di YouTube? I pro e i contro. Ora ti vediamo per la prima volta anche senza cappellino. Ah, terribile. Adesso quello ormai il cappello c'è sempre, quindi diventerà simbolo insieme alla barba e agli occhiali. Diciamo, cosa ne penso io di YouTube, i pro e i contro? Allora, YouTube come pro sicuramente è quello che dicevo prima, che è una grandissima occasione, secondo me,
per tutti quanti di potersi mettere in mostra. Cioè, diciamo, vediamola come YouTube, come se fosse una grande vetrina, dove tu in questa vetrina puoi esporre le tue passioni o comunque le tue capacità, nella speranza che comunque piano piano con un po' di lavoro si riesca poi infatti a farsi notare da qualcuno, e poter crescere sempre di più e poter infatti poi realizzare magari la propria passione. Yes. Come contro, purtroppo, magari ci sono le solite lamentele della community italiana, dove magari ci sono quelli che subito vanno a paragonarti ad un altro youtuber e a cose del genere. Allora, a proposito di paragoni, mamma mia, quanto sono bravo, cioè ti ho proprio portato lì perché tu dicessi sta cosa per dare la possibilità. Quante Era una scemate. trappola! Era Era una trappola! Quante scemate che dico. Per dare la possibilità, insomma, la battuta di Blagon92 che dice: ciao Frank, che ne pensi della versione spagnola di Francesco Sole che somiglia ad Antonio Banderas? Allora, dovete sapere di questa Spiegatemela, cosa. perché io non l'ho capita. Allora, ieri siamo andati alla ricerca di... Beh, io come tutte le notti cazzeggio su YouTube, vado alla ricerca di vari video, così mi guardo qualche video di qualche amico, infatti di Blagon, di House of Lord, di Mr. Slug, e mi sono imbattuto in questo youtuber che con 0 iscritti e tipo 30 visualizzazioni faceva per filo e per segno l'ultimo video di Francesco Sole sui selfie, però tutto in spagnolo, era un po' macchinoso anche perché non riusciva bene a parlare l'italiano, quindi una cosa mischino, un po'. Questo ragazzo in pratica faceva il verso, ricopiava tutto ciò che è il lavoro di Sole, ma in più lui d'origine è spagnolo e quindi cercava di parlare in italiano. Dopo, sì, era. Dopo linkamelo perché me lo voglio vedere. Sì, io e Blagon abbiamo quindi commentato su questo video che per giunta, quando l'ho visto io, era a 30 visualizzazioni, perché ovviamente valla a trovare, adesso viaggia a 300 visualizzazioni. Perché esatto, ha funzionato, alla fine ha funzionato l'eco anche. Sì. Senti, qui stai toccando un po' nel tuo video su YouTube tutti i vari settori, diciamo, tutti i vari format classici di YouTube. Qual è quello che più detesti o ami? Ah sì, allora in questo video io mostro, diciamo, il mondo di YouTube, che è un mondo meraviglioso, fatto di tantissime persone, di tantissime tipologie infatti di YouTubers, che possono essere i videogiocatori, i make-up artist, eccetera eccetera. Quello che amo di più, ovviamente è il genere che faccio io, quindi magari alla Wilush, un po' alla Daniele Daselmate, trattare di qualche argomento in modo anche comico e presentarlo alle persone. Quello che odio di più, sinceramente, non lo so, cosa odio di più? Come genere, non dico dimmi il nome di qualcuno. No, anche perché, figurati. Come genere non saprei sinceramente, io amo guardare tutti quanti i vari tipi, di YouTubers, poi ovviamente non mi guardo non mi capita di guardare i video di Clio, questo è sicuro, perché non è una cosa che mi interessa. Vabbè, posso anche capire, nonostante lei abbia il suo fascino, abbia questo mezzo busto, perché alla fine non l'ho mai vista in piedi, quindi questo mezzo busto affascinante, comunque capisco. Leggiamo altri messaggi. Grande Tonino, penso sia su Accolla, non lo so, insomma, ho visto la prima puntata con Lopez, non dico altro, ovviamente non ho capito, non ho nulla contro Lopez, ma avrei preso un altro, dopodiché dovevano scagliare 2 doppiatori, dovevano scegliere, si muove sempre ogni volta che... Dovevano scegliere 2 doppiatori, uno era uguale a Tonino, l'altro era Lopez, quindi non credo sia Accolla, non lo so. Hanno fatto la loro scelta. Poi c'è un altro messaggio per quanto riguarda Woody, quindi di Toy Stories, che dice no, sei una feccia, grande con Woody. Dopodiché ce n'era un altro interessante, anche di Gaming Review, che dice anche i Pokémon che non sono da bambino, e lo dice uno che ha 20 anni, quindi sempre perché prima hai mostrato il pupazzetto, ok, quindi ci piace anche i Pokémon. Ok. Sì, ma quella è una persona, certo. Proseguiamo con un altro dei tuoi video, si intitola Senza offesa.
Ma sì, senza offesa. quanti Galaxy hai che prima hai tirato fuori due scatolazze dei Samsung S4? No, ne ho uno, poi però l'altro è di mio fratello e quindi diciamo, per Ok, fare i video gli ho rubato la scatola. in famiglia ve la smazzate con la Samsung. Sì, Ok. sì, io ho posseduto anche qualche Apple, però sono di parte Samsung, mi dispiace per No, chi certo, guarda, ma- certo. Anche perché chi ha uno e poi ha avuto l'altro capisce subito al volo la differenza. Certo. Un saluto comunque alla Apple. Sì, ciao Steve, dall'oltretomba, guarda. Senti, ho dimenticato di ricordare che in chiusura, se riusciamo sempre con i nostri collegamenti in live, chiameremo anche un grande artista per ricordare che continua l'evento per i 5 anni della Rock Café Venezia e quindi sono tutti invitati a partecipare alla festazza questa sera a Venezia con i Jambalaya, questo gruppo musicale che fa blues. Ok, ma questo per chi rimane con noi grandi. fino alla fine, altrimenti non beccate niente. Certo, vi Prego, perdete questi l'ho grandi interrotta e di che cosa si parla in questo senza offesa? Allora, senza offesa è un po' una parodia di tutte quelle persone che magari per farti una critica o comunque darti qualche consiglio utilizzano parole magari un po' troppo pesanti e ti offendono, perché è palese, magari ti offendono, e poi subito dopo ti dicono ma senza offesa, ma senza Sì, offesa, certo. e uno ti dice guarda, fai i capelli che fai schifo, però senza offesa, ormai è offeso, non è che... E quindi parlo un po' di queste persone che magari attribuiscono al senza offesa un significato di... magari questo termine dovrebbe farti capire che non era un'offesa, però se è offensivo comunque rimane offensivo anche con il senza offesa, quindi un po' una presa in giro. Senti, perdonami se ti interrompo, Giuseppe Di Giovanni ci ha postato il link del suo canale e penso che mi piaccia un sacco perché il nickname insomma è Juventus Forever e già a me personalmente piace. Sì. Poi ognuno è libero di scegliere la propria parrocchia, ok? Vabbè, io sono juventino, quindi va benissimo. Lo so, perché io ho notato che c'è là in fondo roba giusta. Ok, l'avevo notato anche nei tuoi video che c'era la sciarpetta e tutto, grandissimo, quindi ci piace. Non ha però messo il like, se non sbaglio, non lo so. Quindi mi raccomando, se sei uno dei nostri, ci vuole anche il like. Adesso refresh. Ci sta il like. Allora, prego, scusami che ti ho interrotto, vai pure. No, sì, dicevo, visto che siamo tutti juventini, ci sta un like. Beh, certo, naturalmente, ma anche per chi non è juventino, insomma, perché alla fine qui il discorso non è calcistico. Guarda che alle spalle c'è, guarda che sulla scrivania c'è il gagliardetto lì della Juve. Va bene, si vede nel video che stiamo commentando con te. Quindi questa è la famiglia di YouTube, quindi adesso non si parla più di calcio. Va bene, vedo che c'hai anche tutta la collezione di Mario Bros, c'è un sacco di roba lì. Diciamo che sono un videogamer mancato, perché io amo tantissimi videogiochi, soprattutto io sono di parte Nintendo 101%. Quindi vedrete anche altri, ci sono Pokémon, Super Mario, vecchie console. Ok, cosa ne pensi degli haters e di qualche commento poco bello? Questa arriva da Mr. Slug, mi piace sta domandazza. Quindi cosa ne pensi degli haters? E poi un saluto alla Apple da parte di Blagon92 che so che ci seguono, soprattutto Steve Jobs. Vabbè dai, questo umorismo. Comunque sì, la Apple ci segue. È vero, la Apple ci segue. Soprattutto ieri che con un Mac hanno tentato di fare il collegamento e non è riuscito, salvo per un miracolo finale. Non voglio parlare male della Mac e degli Apple, però insomma a volte sono complicati questi aggeggini perché sono troppo avanti forse per noi profani. Sì, noi non siamo all'altezza di Apple, quindi non riusciamo ad utilizzare questi dispositivi, questi iDevice. Ok, Giuseppe ha messo il like, lo ringrazio, il suo nickname qui in chat è Gaming Review. Thank you. È arrivato anche Dan J. Hall. Parliamo di musica, Fra? Lui è un grande, un altro youtuber che ha un canale musicale. Suoniamo per giunta nello stesso gruppo musicale che sono i Dezabu.
Grande, quindi mi lui è sei un anche grandissimo, musicista, veramente, giusto? un grandissimo cantante, e anche qui in questo caso io consiglio tantissimo il suo canale, perché Dai. anche lui merita di crescere. Allora, parliamo di musica, i tuoi preferiti, perché questa è una Sì. domanda che io di solito, sai, faccio, mi piace insomma sentire proprio tutti i vostri gusti a tutto tondo, quindi musica, voglio per favore o band o artista italiano e uno internazionale, vai! Allora, artista italiano. Non seguo troppo la musica italiana, però amo tantissimo De André, Ligabue e Zucchero sicuramente, tantissimo. Quindi questi 3 artisti italiani io li stimo tantissimo. Oh, ma perché ragazzi? Però vi devo tirare troppo le orecchie. Voi avete avuto un grandissimo, un certo, ma proprio mi viene nervoso, vedi? Un certo Parodi e non lo dite mai. Ah, Andrea sì, Parodi. Andrea era sicuramente un Dillo, grandissimo ti prego, musicista. dillo. Io ho avuto la fortuna di incrociarlo, di fargli un saluto veloce quando lavoravo a Quelli che il calcio. Lui purtroppo già era ammalato e, Sì. e a me manca un sacco la sua voce. Penso che fosse la voce più bella che avevamo in Italia. Beh, sicuramente era Maschile, un grandissimo, veramente un grande. Stiamo Io parlando di lo stimo Tazenda per i più tantissimo. giovani, quindi il vero cantante dei Tazenda, proprio la formazione iniziale. E loro Sì, che sì, sono la sardi, formazione originale. che ha riportato proprio la loro musica, l'ha fatta conoscere a tutto il mondo, se lo dimenticano sempre. Mannaggia, per non dire parolacce in sardo. Diciamo guarda. che mi addormentavo sotto le note di Non poto riposare della sua Mamma, versione, che era veramente capolavoro! Non potrò riposare, amore, pensando... Mamma mia, non vorrei che adesso cambiassero canale a causa mia. Andate a cercare, non potrò riposare, Andrea Parodi, fantastico. Come me la sono cavata col sardo? bene, il problema era magari il testo era un po' sbagliato, però bene. Sì. Dai, Comunque ci ho bene. provato, un omaggio alla Sardegna proprio con tutto il mio cuore. Chi cavolo c'è che continua a entrare nella tua stanza e se ne va? In questo momento non è entrato nessuno, forse era corrente, aspetta che chiudo. No, dove Approfitto vai? un Se te ne attimo. vai, vedete, così è tutto un live. Va bene, ecco che sta per tornare, così ci siamo goduti anche l'opera d'arte, l'affresco, il murales del tirannosauro. Ecco, nonno! Aiuto. Nonno, ecco, hai fatto il danno, io lo sapevo, per quello ti ho detto dove vai. Ok, senti. Allora, leggiamo un pochino. Ciao raga, ho fatto un po' tardi, spero di non essermi perso molto. Sì, molto ti sei perso, ma molto altro sta per arrivare. Quindi VGR Channel. Sì, sì. Ciao, ci ha seguito anche ieri, quindi ciao al nostro VGR Ciao, Channel. grande. Dopodiché, a nome degli Zabau, un sacco di grazie e di cuori, quindi da Dan Jahel. Tutti questi nomi, però- a volte chissà che cavolo leggo, gli Zabau, vabbè. Era Zabu. Zabbu, scusami, gli Zabau ho letto, sorry. Oh, ma ogni volta che leggo No, si muove, va bene, però ci piace che sia sempre più attiva questa chat. Feccia, qual è il tuo videogioco preferito? Qual è il mio videogioco preferito? Yes, da The Mamma mia, Gunner ma- Games. Ma mannaggia a te, Gander, che mi fai questa domanda. Allora, il mio gioco preferito dipende, quando c'è anche un video che magari mostreremo dopo che è fisse, Yes. è proprio Sì, va a fisse, capito? Cioè dipende dal dalla periodo. che in quel momento. In questo momento io sono in fissa di questo. Cos'è? Aspetta un attimo. Ok, Pokémon. Sì, Pokémon X. Pokémon Assolutamente, X, i Pokémon yes. sono uno dei miei giochi preferiti proprio per sempre, insieme a Super Mario, quindi il mio gioco preferito. Comunque tra quelli che ho giocato in generale, che mi è piaciuto tantissimo, non solo di Pokémon, forse uno dei giochi che più mi ha colpito è stato Final Fantasy X. Ok, nomi grossi. Dov'è? Io Sì, sì. ho un lato oscuro per quanto riguarda i videogiochi. Io sono qua i peli della barba. Continua a metterti pure, te la stai mangiando pian pianino. Sì, dai. Devo fare Oh. outing oggi a Vertigo e ho un lato oscuro, non posso giocare ai videogiochi.
No, perché? Diccelo. Adesso sono Perché? io che faccio una domanda a te, perché? Perché dopo quei 5 minuti, no, a me piacciono, sai, la serie Sparatutto, no? Come si chiamano tecnicamente? Quelli che spacchi tutto. Però se non riesco, se perdo, roba del genere, hai presente? Impazzisci, vai fuori di me. Spacco tutto, come quel video di quel tipo in ufficio che prende, ti ricordi, che prende il monitor e spacca tutto. Quindi Ah, sì. non lo posso fare, ho deciso a una certa età di smetterla con i videogiochi perché Poi, era guarda, a me pericoloso. il gioco più innocuo fa uscire fuori di melone. Esatto, Ad esempio, quindi il non ce gioco la che posso non fare. sopporto è Tetris. Tetris è terribile, ti fa uscire fuori di melone, è un gioco maledetto da qualcuno, è terribile, terribile. Quindi Perché? capisco benissimo. Perché odi YouTube? In questo video io odio YouTube. Cosa ci racconti? Io odio YouTube. Allora, era un periodo di assenza da YouTube. Sono mancato da novembre fino a infatti a marzo, dove avevo fatto questo marzo il grande ritorno, dove sono tornato e ho riaperto con questo video che si chiama Io odio YouTube. Perché? Perché tutti gli YouTuber, che siano grandi o piccoli, comunque soffrono di questa malattia che secondo me si chiama YouTube epatite. E questa Yes. YouTube epatite praticamente crea questa grandissima ansia nel creare un video, perché quando registri pensi ma piacerà, non piacerà, quanti like farà, quanti non like farà, tutta la fase del montaggio che magari stressa se non hai la strumentazione giusta. E quindi diciamo che un video comico su cosa succede, i lati positivi e negativi di YouTube, dove infatti alla fine del video dico, nonostante sia complesso confezionare un video da Yes. mandare su YouTube, eccetera eccetera, comunque se è mosso da una passione, che può essere infatti la regia, fare l'attore, eccetera eccetera, io consiglio a chiunque di continuare su YouTube, ed è quello che continuo a fare anch'io, nonostante sia ancora un piccolo YouTuber, ma continuo comunque perché è la mia passione, quindi lo farei a prescindere da tutto. Senti, ma secondo te può diventare anche una specie di droga sta cosa di YouTube? Perché io mi ricordo Leo Di Carli che aveva fatto un video particolarissimo su assenza di rete, quindi di internet, ed era andato in panico. Beh, allora sì, secondo me YouTube prima o poi diventa una droga, sì, è tipo che quando carico anche un nuovo video sono sempre lì ogni 10 secondi a vedere quanto è salito di visualizzazioni, che è sempre lì pronta a rispondere a tutti i commenti. Sì, mamma mia. Quindi sì, diventa una droga, se Mamma mia, diventa YouTube la tua veramente. seconda vita. Continui, stai lì dalla mattina alla sera, fammi vedere. Ha fatto 100 visualizzazioni, ha fatto 1000, ok, sta crescendo. Oh, raga, condividete, diventa veramente pazzesco. Allora, c'è un commento che mi fa ridere da parte di Blagon92 che dice Amy Hulk spacca, inerente proprio a me stesso con i videogiochi, cioè mamma mia. Dopodiché Gaming ti chiede qual è il tuo film preferito, quindi parliamo anche di film, visto che tu vorresti fare l'attore o il regista o quello che capita nell'ambito cinematografico, anche lo stuntman, pensate un po'? Sì, bello. Allora, il mio film preferito, allora, anche lì parliamo sempre di fissa, quindi a seconda della fissa che in quel momento ti blocchi con un film. Non so bene indicare quale possa essere il mio film preferito, proprio un solo film preferito, perché Yes. amo tantissimo la saga di Harry Potter, veramente da morire. Poi un film che mi ha segnato, non è niente di straordinario dal punto di vista cinematografico, però secondo me è un capolavoro, ed è Tenacious D, che è bellissimo secondo me, quello con Jack Black, no? Lo stesso che ha fatto School of Rock, per intenderci. Yes, sai cosa sto aspettando e non me ne vergogno? Io sto aspettando l'uscita del nuovo Godzilla. Mamma mia, sì, che Non bello. so se avete visto i trailer. Cioè, Sì, è pauroso, è pauroso. mamma mia, gli altri Godzilla erano dei gechi. Sì, poi se li riguardi adesso, capito, fanno più ridere che paura. È No, normale. ma questo qui è proprio una bestia quello incredibilmente invece è immensa. straordinario. Mamma mia, chissà quanto Sì, ci hanno sì. speso dietro. Vabbè, Beh, sì, tanto sicuramente, ma
secondo me è anche un grande investimento, cioè più spendi così, quello al botteghino, beh, schizza alle stelle come solito. Senti, sai che molti YouTuber ultimamente, e parlo proprio schiettamente, si stanno coalizzando, stanno creando dei progetti molto belli, tra cui ad esempio Dylan Dog, quindi questa produzione che vede un regista mica da ridere, insomma, dietro questo progetto di Biagio. Tu cosa ne pensi? Sì, loro hanno prodotto anche quella bellissima web series che è Freak. Queste collaborazioni secondo me vanno alla grande, anche perché sono tutte persone che meritano, sono tutte persone veramente brave, esperte, e quindi anche con Dylan Dog secondo me uscirà un grandissimo capolavoro. Poi abbiamo avuto anche l'occasione di poter seguire giorno per giorno, grazie al cane sul set di Frizzo, che avete intervistato. Frizzo, che è veramente una persona con la quale io ho avuto occasione di parlare, ed è un grandissimo YouTuber anche lui, una grandissima persona, amante del cinema, quindi un grande. Devo dire che ultimamente è una collezione di gente giusta, di bella gente, stavo dicendo. Sì, ho visto, quindi spero che, essendo qui con voi oggi, possa essere anch'io. Continui il sequel. Senti, VGR Channel sostiene la nostra causa dell'asfissia da YouTube e dice: caspita, è vero, esattamente, si fa una risata, io quando carico un video divento ossessionato. È così, ragazzi, è così. Io mi ricordo i miei primi tempi, i miei primi passi come YouTuber, diventavo scemo, continuavo a stare allora, ho fatto sì. Poi sai, non lo sai bene come funziona, quali sono i trucchi, continui, sei in bagno, continui a riguardarlo, vai in cucina, lo riclicchi, così ci cresce, poi, ma non viene contato. Una cosa che ho citato anche in quel video è il panico da videocamera iniziale. Quando tu guardi la videocamera veramente hai tutto il discorso in mente, o te lo sei scritto, e quando passi davanti alla videocamera veramente c'è questo panico enorme, inizi a benvenuti a questo nuovo video. Ti sprami perché la videocamera fa paura, questo obiettivo che rimane lì a fissarti, terribile. Guarda, è vero, io arrivo dai villaggi turistici dove avevo l'abitudine al contatto subito con la gente, avevo il pubblico davanti, poi passando in televisione ho avvertito questa cosa fredda, ferma lì, che non ti fa capire se stai annoiando o divertendo, e i primi tempi mi faceva così, mi faceva quell'effetto, cioè del tipo, prima sapevo cosa dovevo dire, poi quante volte poi mi succede ancora la cosa straordinaria è, infatti, magari come questi grandi YouTuber, è quello che voglio e sto cercando di fare anch'io, è riuscire a trasmettere emozioni tramite il video. Cioè, quando tu guardi la telecamera devi immaginare che quello è il tuo portale, è lo strumento col quale tu andrai poi a metterti a contatto con le persone che ti guardano, che è straordinario pensare che ti guardino, quindi devi trasmettere proprio questa emozione, non la freddura della comunicazione. Comunque è tutta una cosa un po' morta, perché tu riguardi un video già fatto da tempo, quindi è una cosa passata, però ci chiedono che cosa ne pensiamo di Davide Chio. Io ho risposto: ha avuto ospite ed è un grande. Sì, anche lui grande, grandissimo, veramente. Lo apprezziamo, quindi ha beccato il 100% come apprezzamento da parte nostra. Qui si è fermato un po' il mondo dei like, allora non siete bella gente, scusate, perché far soffrire un anziano conduttore? Andate nella nostra pagina Facebook e lasciate il vostro link, canale e il like, dai, no? Me lo dici in sardo? Me lo dici proprio in sardo? Io adoro la vostra lingua. Che cosa ti devo dire? Io non sono esperto di sardo. Questo si chiama il momento elemosina. Cioè, ragazzi, mettete il vostro like, fate contento questo anziano conduttore in Facebook, quindi tipo siete vertigo. Vai, proprio in sardo. Una cosa, ve la dico in segreto, adesso lui non mi sta ascoltando, Emiliano non mi sta ascoltando. Non c'è. Lui ride, però non c'è in questo momento. Dico, Emiliano
vive con i like. Se voi non cliccate like alla pagina, non vi iscrivete al canale, lui rischia di non esserci alla prossima puntata. Quindi Mamma ragazzi, mia, tu bombardiamo di like, bombardiamo, perché Mischino è un grande. E quindi Tu non ridi, possiamo però lasciare- sai, la televisione, anche se noi adesso siamo in live, funziona così. Una cosa se va bene, se no ciao. Ecco, vedi la differenza fantastica tra YouTube e televisione. Noi stiamo andando poi a spulciare i grandi artisti che non sono più forse nel nostro mondo, ma nel vostro. E poi se una cosa funziona o non funziona, da noi scompare subito, da voi invece rimane lì per sempre. diciamo Giusto? che hai proprio occasione di poterti riproporre anche magari più in là. Piano Certo. piano puoi crescere. Prestami la iniziare- barba, prestami la tua barba, quella lì bianca. Senti, che cos'è che ti fa ridere nella vita? Cosa mi fa ridere nella vita? Sì, una cosa che proprio non puoi resistere e ridi. È una domanda bizzarra questa, chi l'ha fatta? Sono un tipo bizzarro. Sai, ci sono nella comicità i canoni classici che possono, ti sto dando il tempo di riflettere, che sono ad esempio la buccia di banana, oppure la persona che si scassa perché cade, perché piglia la facciata, piuttosto che, Guarda, una oppure gli cosa animali. che- A te. Veramente non resisto, ma è una cosa, a volte diventa drammatica questa cosa, perché veramente non riesco. Quando io vedo una persona che va a sbattere contro una porta, contro qualsiasi cosa, io mi piego da ridere. Ma la cosa grave è che se la dovessi vedere per strada, mi metto a ridere comunque. Non è una cosa giusta, però mi metto a ridere, non riesco a resistere a queste cose. Veramente mi fa morire questa cosa. Allora, senti, il tuo appello ha funzionato, ringrazio House of Lord che dice messo like, iscritto, poi mi faccio un salto su Facebook, lasciate, ripeto, seriamente il vostro link canale, poi dice il Gunner dice nel mio primissimo video sembra che sto pensando, ma perché lo sto facendo? Boh, e si fa la domanda da solo. Sì, Va sì, ma bene. guarda, Gunner, io te lo dico anche qui in diretta, perché è una cosa che secondo me tutti i grandi, tutti quanti, secondo me anche PewDiePie ha pensato nella sua testa, ma perché lo faccio? Il problema è che, perché comunque c'è quella paura del sapere, mi sto mostrando alla gente, sto parlando con la gente, loro mi vedono, mi possono anche magari giudicare, anche perché viviamo in una società dove il giudizio... Certo, ovviamente infatti ricordati tutti i che una giorni. delle prime domande che hai ricevuto è cosa pensi degli haters. Cioè Ah, è quelli vero, che ti non abbiamo mettono il risposto. commento brutto, così a volte anche Dai. perché non c'hanno niente da fare, sono repressi da soli nella loro cameretta e allora andiamo a rompere le balle a destra e a manca ai canali degli altri. Allora, tante volte capita che ci siano questi, così come vengono chiamati, haters, che ti piacciono il non mi piace o un commento negativo. Io sono il primo a dire che qualsiasi critica al canale, fatta con infatti un minimo di tatto, comunque un po' di gentilezza, sia ben accettata. Perché Sì, uno cioè mi dice, scrivimela, "Guarda, mi piace spiegamela, questo". no? Non nel pollice verso oppure shit o fai schifo. Cioè, soprattutto se infatti ci sono commenti del genere, come fai schifo, come ritirati, come smetti di fare questa cosa, perché tutti gli haters dovrebbero pensare, ma a me non piacerebbe ricevere una cosa del genere, però, soprattutto se su YouTube la persona che sta facendo quel video lo fa per una passione. Allora, Lo se sai tu mi che dici, io sì, conduco anche un altro format che si chiama iReporter per te, se vi fa piacere andate, lo trovate anche in rete e lì si parla proprio di informazione a tutto tondo, è un approfondimento. Ieri sera parlavo della violenza di genere, quindi purtroppo quella fatta nei confronti delle donne e sappiate che c'è una cifra incredibile per quanto riguarda questo tipo di violenza che non è, pensate, addirittura una donna su 3 in tutta Europa viene o malmenata oppure vessata, quindi con insulti o altre insomma problematiche della violenza, e sta purtroppo prendendo sempre più piede la vessazione, quindi l'insulto, la violenza per quanto riguarda le ragazzine, quindi minori a 17 anni, per quanto concerne la rete, quindi in rete, con gli insulti gratuiti, canale per canale, oppure, che ne so, app per app o sito per sito, roba del genere. questa è una realtà veramente triste, veramente brutta, anche perché un insulto o comunque una presa in giro
è comunque una cosa che ferisce, che fa male alla persona a seconda della fragilità che una persona può avere, quindi bisogna anche stare attenti, perché a seconda di come una persona è fatta, con un insulto del genere, quella persona rischia anche di fare scelte estreme. assurde. Esatto. E come purtroppo è successo anche qui a Ragazzi, Cagliari adesso vi qualche volta. chiedo... Ah, dimmi, scusami. E purtroppo dicevo che è successo anche a Cagliari, nemmeno recentemente, che per una situazione del genere una ragazza si sia suicidata. E io invito con questo accaduto a tutte le persone che fanno cose del genere a riflettere prima di aprire la È bocca. vergognoso, Attenzione, certo. attenzione, È vergognoso. sì, Ti do io un like qui al volo. Grande, hai fatto bene a dire sta cosa. Voglio anche... prima di parlare, vediamo se riuscirò insomma a fare il collegamento con questo grande artista per il compleanno dell'Hard Rock Café. Voglio toccare una tematica che è molto curiosa. Non so se conosci il sito. Ci sei ancora? Sì, Ok? sì. Si era un attimo bloccato. Sì, Non so se conosci il sito In Segreto. No, non lo conosco. Allora, è un sito molto curioso, www.insegreto.it, dove ragazzi e ragazzine, insomma, in poche parole, si confidano in pieno anonimato. Vi leggo uno di questi commenti che ha preso 335 diciamo like, no? Perché vuol dire che il segreto è piaciuto. Nella mia scuola una volta ho picchiato davanti al preside un bullo che se la prendeva con i più deboli. Ho preso 3 giorni di sospensione, però ne è valsa la pena. Terminata la punizione a scuola sono stato acclamato come un dio. Comunque il bullo era mio fratello. Quindi proprio mischino. Però beh, certo, allora i bulli sono una cosa terribile. Io purtroppo ne so anche qualcosa. No, ma sai, capisci, ci sono questi segreti pazzeschi in questo sito dove ognuno racconta un po' delle cose. Ho rubato, questa è una ragazzina di 14 anni, prima era un ragazzo di 19 anni. Ho rubato il profilo di Ask a una mia grande amica perché pensavo che mi insultasse in anonimo. Controllando nelle risposte del suo profilo c'erano delle risposte mie ed erano insulti pure gravi. Ora mi dice mi hanno rubato il profilo e io godo e si fa una risata. Vedete che mondo? Ma vedi che mondo che c'è in rete? Ce ne sono alcuni addirittura a sfondo sessuale, insomma con cose private. Anche nel video dei social network lo dico questa cosa, che secondo me internet, i social network e tutta questa grande cosa è infatti una grandissima cosa, una grande occasione per rimanere in contatto con le persone, ma bisogna sempre vedere con che cuore uno utilizza questi social network, comunque quanto cervello uno ci mette in una cosa del genere. Certo, hai fatto bene. Bravo, sei un ragazzo... Puoi proseguire quindi tra quelli positivi, la scia di positività insomma nel nostro TV7 Vertigo. Grandissimo. Che onore. Allora, prima di fare quell'altro collegamento, tac, dipendenza da smartphone, visto che stiamo diventando, insomma... sì, sempre di più ormai. Esatto, intellettualoidi. Sì, approfittiamo del momento che Mari svanisce tra un secondo. Allora, secondo me in rete, su YouTube soprattutto, le critiche o sono costruttive o sono spam, quindi non bisogna farsi troppe pipe mentali. Questo è il nostro VGR Channel. Blegon92 dice devo andare, buona continuazione ragazzi. Prego, a te di nuovo la parola. Ciao ragazzi, grazie prego. Blegon, grazie. Negli ultimi anni il fenomeno... secondo me in rete non saprei sinceramente, questa domanda non l'ho capita bene perché non l'ho seguito benissimo. Quale domanda? Perdonami che ti aiuto. No, non capivo un po', mi sono perso un attimo perché si è un po' bloccato tutto e quindi non ho capito quest'ultima parte. Sono rimasto a Blegon che doveva andare. Allora, VGR Channel diceva che secondo lui in rete le critiche o sono costruttive o sono spam, quindi non bisogna farsi troppe pipe mentali, diceva. Beh, sì, la cosa è che molte volte magari anche così, ha ragione anche VGR Channel, che molte volte magari anche per spam, capito? Magari uno vede, uno ti dice sei uno stronzo, scusate è in diretta, però magari uno dice ma chi è questo qui? Entra nel suo canale e va a vedere e scopre magari un altro youtuber, e quindi magari anche quelle spam, pubblicità, uno si fa così. Il problema è che
magari fossero solo spam o critiche inutili, così fossero critiche costruttive, magari, però purtroppo è capitato. Non è sempre così, altri certo. amici, non è sempre così, purtroppo. Io ho esperienze di amici che testimoniano questo. Senti, Anche focalizzati adesso, perché il tempo fugge, perdonami se sto accelerando, scusami se sono un cafone. Adesso sulla tematica degli smartphone, fammi una chiosa veloce su questa dipendenza che abbiamo un po' tutti. Allora, in questo video io tratto infatti dalla dipendenza dallo smartphone, che ormai è diventato lo strumento quotidiano del quale non possiamo fare a meno. È la prima cosa che vediamo la mattina quando ci svegliamo, è vero, prima di andare a dormire. Quindi diciamo viviamo con questo smartphone che, come sempre, ha i pro e i contro. Cioè, abbiamo l'occasione di stare a contatto sempre con le persone, a contatto, modo di dire. Sì, però rimane in comunicazione. Diciamo in collegamento. Sì, esatto, meglio. In collegamento con le persone, e questo ci dà la possibilità magari, infatti, anche nell'ambito del lavoro, o comunque possiamo fare un'intervista come questa, ad esempio. Yes, quindi, è vero, perché io faccio dallo smartphone, quindi è una cosa positiva. Non si potrebbe. Però sempre alla fine del video viene comunque trattato di un argomento che è quello che dicevamo prima. Come al solito c'è il contro, che ad esempio le nuove generazioni vivono incollati a questi smartphone e pian piano si perde questa capacità di rapportarsi con una persona, perché dobbiamo ricordare che la comunicazione tramite smartphone, tramite questi dispositivi, è comunque una conversazione fredda, morta, senza emozioni, e quindi sarebbe molto meglio magari utilizzare lo smartphone per organizzare un incontro e poi parlare di persona, piuttosto che vivere, innamorarsi e litigare sullo smartphone. Allora, senti, ti saluto per un istante, perché sai che devo cercare un artista che ci sta attendendo del gruppo Jambalaya, e rimani lì, non mi scappare, perché ti devo salutare in chiusa. Ok, ciao, a tra poco. Allora, noi adesso tentiamo questa cosa, vediamo se ci riusciamo. Boom, tutto live, vediamo se riusciamo a contattare Frank. Tenete le dita incrociate con me, perché non è mai facile con Skype. Ecco qua, sta andando la chiamata, tic tac, io attendo sempre. Vediamo se il nostro Frank risponde. Per il momento ancora nulla, nel caso sapete che io ricontatto. Ecco, zitti tutti fermi. Frank, ci sei? Sì. Allora, mi manca solo il video, quindi ecco qui, grandissimo! Cosa abbiamo detto? Inshallah, e Allah ci ha aiutato. Grandissimo. Senti, allora presento ufficialmente Francesco Lobina dei Jambalaya, ricordo anche velocemente Daniele Concina e Mauri Tiozzo. Confermo, sì. Bene, si vede anche benissimo, sono felicissimo. Dove telefoni tu in questo momento? In quel di Venezia? Sì, sono non lontano dall'Hard Rock Café. Ma sai che si capisce subito quando uno è a Venezia? Cioè, avete delle case che noi poveri non abbiamo. Guarda che specchiera da ricco che hai lì alle spalle. È inutile che adesso cerchi di nasconderla. Guarda che roba. Va bene, senti, Frank, Dimmi. Musica blues questa sera alle 22. Quindi per il grande evento che continua, 5 giorni di compleanno per i 5 anni dell'Hard Rock Café di Venezia. Che cosa ci proponete? Qual è il piatto forte questa sera? Guarda che basettazza, girati un attimo. Grandissimo, vai. Beh, questa sera il piatto è sempre quello della jambalaya, che è un piatto piccante. La jambalaya è una specie di zuppa, e in effetti proponiamo un misto di quello che è il nostro repertorio, che va dal blues al rhythm and blues, al soul, e c'è anche dello ska, che è una delle ultime, diciamo, generi che facevamo nel periodo. Noi è un gruppo che ci siamo fermati per 3 anni, cioè questa è una reunion. Una reunion, certo. E quindi ancora più evento, no? Sì, ancora più evento, infatti ancora più evento. Ringrazio la Disa, che Enrico Ladisa, il manager del Hard Rock di Venezia. Sì. Centrati un pelino di più, perché vedi che ci sono le scritte che ce l'hai in piena faccia e ti si perde.
Non so se riesci. Voilà. No, c'hai sempre la scritta Vertigo in piena faccia. Ok, stai fermo lì così, alza un po', perfetto, sei perfetto. Ok, quindi reunion imperdibile questa sera e diciamo la parola magica anticrisi. È tutto gratis, giusto? Un Sì, eventazzo sì. da paura gratis, che ci Esattamente. piace come cosa. È tutto gratis, infatti è una delle cose che mi chiedono in tanti, anche qua a Venezia, gli amici che incontro, sì, è gratis, è un evento per i 5 anni di vita del Rock Café a Venezia, che è diventato sicuramente un riferimento per la musica in città. Yes. Ben venga perché all'inizio, se non sbaglio, non era proprio così. E quindi il fatto che adesso facciano musica è una gran cosa. Senti, in questo piatto piccante, come brani musicali, fammi capire qualche spezia. Mamma mia, ti seguo su questa cosa del piatto piccante, vai. Sì. Beh, partiamo da Sam Cooke, facciamo dei pezzi di Sam Cooke leggermente riarrangiati, poi passiamo anche allo ska, facciamo anche un pezzo degli Special, che è un gruppo famoso degli anni 80 di musica ska, che è ritornato in auge negli ultimi anni. Ok. E poi chiaramente nella zuppa c'è molto New Orleans, quindi molti autori di New Orleans rivisitati nella nostra chiave. E niente, spero vivamente che questa possa essere un'opportunità per ricominciare a riprendere l'attività che abbiamo interrotto per 3 anni, perché tutti i componenti hanno altri gruppi. Io col batterista e il sassofonista abbiamo un gruppo Dixieland e quindi ci inoltriamo in altri, diciamo, territori musicali oltre a quello del blues e affini. Senti, siccome mi ha incuriosito col fatto dello ska, non so se conosci, adesso non riesco a trovare il nome al volo, ma tu sai che anche addirittura dalla Serbia arrivano degli artisti che sono fantastici nell'ambito del genere ska? Yes, diciamo che so che da quelle parti i gruppi ska Sì, vanno spaccano di brutto. E sai che c'è stato un grande evento proprio qui a Padova, quindi era l'Irlanda in Festival, e queste cose secondo me mancano un sacco, ci sta, perché la musica alla fine unisce davvero i popoli e soprattutto fa arrivare la gente, e quindi grandi questi eventi, dovrebbero farne di più. E poi, detto tra me e te, ringraziamo la Rock Café per la reunion e soprattutto perché fa sì che gli artisti lavorino, giusto? Certo, è sempre più difficile. Ti dico, io nella formazione della Jambalaya ho delle persone che fanno i professionisti a full time, c'è un'amica che si chiama Tenerife, e tutti mi dicono che è difficile, anche chi lavora anche a un certo livello, quindi è chiaramente difficile per i più grossi e anche per i più piccoli, ancora peggio. Yes, sto sentendo problematiche per quanto riguarda un po' l'audio. Allora, comunque, in chiusura, ricordiamo, ore 22, lascio a te la parola per invitare, insomma, tutti a raggiungervi a Venezia. sì. Ok, l'audio adesso è a posto. Portatevi le scarpe da ballo, cosa devo dire? Grandissimo, meglio di così ragazzi. Scarpe da ballo vuol dire che la piazza la fate veramente saltare, ma proprio anche tutta piazza San Marco e dintorni, perché comunque ricordo che è proprio lì vicino, la Rock Café, proprio alle spalle di piazza San Marco, giusto? Certo, sì, proprio a ridosso. Allora, se poi siete chic mi arrivate anche con la gondola, che non guasta mai. No, infatti, noi arriviamo con l'elicottero, non c'è possibilità, solo con la gondola a San Marco. Grandissimo. Allora io ringrazio per la sua insomma, testimonianza e il suo invito Francesco Lobina, e ricordo quindi ore 22, divertitevi anche alla faccia di chi purtroppo è qui a Manhattan e non può partecipare. Ciao ragazzi, divertitevi e quindi in bocca al lupo per la serata. Ciao, divertitevi. Ciao. Allora io adesso velocemente ritorno dal nostro primo ospite. Sono felice quando funzionano i vari collegamenti. Aspetta a dirlo che deve tornare ancora il nostro Fecciati Decane, e torniamo anche a salutare poi la chat, ok? Eccolo che sta tornando. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Siamo ecco, ciao. Un bel muro bianco, vedo. È caduta di nuovo la linea. Ah no. Allora, vediamo. Devi, ok, riattivare e piazzarti davanti, perché adesso vedo solo la parete bianca. Ci sei?
Non Ora ti c'è il voglio- dinosauro? Non ti voglio perdere proprio sul finalone, che ti devo salutare e ringraziare. C'è il dinosauro, ma è a testa in giù il dinosauro. Sei messo così. Però potrebbe essere un altro tipo di... Sono al contrario? Adesso non ti si vede più, perché tu, prendendo ogni volta in mano lo smartphone, secondo me chiudi la web. Sei al contrario, sei sempre al contrario, non ti vedo. Fatti vedere. Dai che siamo sul finale, vai tranquillo. Vedi che sei tu adesso? che con le dita che schiacci qualcosa che non devi. Ci sono adesso? No, non ci sei perché disattivi erroneamente la web. Vediamo se Cosa appare. Perché a Fatti me vedere risulta- tu, fatti vedere normalmente in faccia. Adesso dovrebbe essere ok. Dove sei? No, perché tu con quella manina lì tocchi a sinistra qualcosa che fa scattare la web. Io mi accorgo che ogni volta che Ma tu adesso tocchi... purtroppo risulta attivata adesso la web. Infatti io vedo la mia immagine. Allora, fatti vedere tu in faccia, che tanto siamo arrivati all'orario di chiusura. Ti saluto ringraziandoti. Fatti vedere in faccia, dove sei? Vediamo se riusciamo ad apparire, perché io... Ma tu vedi l'immagine comunque? Sì, ma vedo la tua scrivania. Oh, eccoti qua, fermo Era. così. Dai, che siamo arrivati per i saluti. Boh, non diventiamo matti proprio sulla chiusa. Allora devo ringraziare Francesco Pillassanna per il tuo preziosissimo intervento, tutte le cose belle che hai detto. Ricordo il suo canale Fecciati De Cane, T-H-E De Cane. Devo ringraziare tutti voi che siete stati con noi in compagnia oggi, quindi in chat live, e noi torniamo domani per l'ultima giornata della settimana con la prima live alle 14. Senti Francesco, un abbraccio, a te l'ultima parola per i saluti. Allora, voglio ringraziare tantissimo tutti coloro che hanno seguito questa live. Vi chiedo di iscrivervi a questo grandissimo canale che ha dato una grande occasione a me, piccolo youtuber, di farmi conoscere. Quindi ringrazio tantissimo Vertigo per questa grande occasione. Voglio ringraziare tutti quanti, Nicolais, Mrs. Lag, Dan e tutti gli altri per aver seguito questa live. Grazie mille a tutti. Anche E grazie Federico mille anche a te. Robustelli che ha lasciato il suo like e tutti Federico. quelli che l'hanno fatto. Ciao ragazzi, siglazza, e ciao a te Francesco, un bacio alla prossima, Sardegna. Grazie, alla prossima. Ciao. Un bacio alla Sardegna, siete dei grandi. Ciao, 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 Grazie, ciao. ciao. Sigla!